La gran partita di Mozart, maestro Paolo Brunello, perché questa composizione è così preziosa? Ma è preziosa perché intanto coinvolge un ensemble che è fatto di soli fiati, che per l'epoca non era così frequente, nel senso che diciamo, questa composizione assume una dignità quasi di composizione appunto importante, perché i temi che vi sono trattati, la qualità musicale, la quantità musicale è talmente alta che diciamo, per il periodo non era molto frequente, in quanto i fiati venivano usati o come riempimento in orchestra oppure per allietare alcune feste dei nobili di allora, però erano delle composizioni più che altro a carattere divertente, mentre qui appunto la qualità musicale è molto alta. Se si pensi che l'adagio che abbiamo eseguito questa sera è nel film di Milos Forman, che è stato appunto intitolato ad Amadeus, era messo come uno dei capolavori appunto dello stesso maestro di Salisburgo. Perché le nuove generazioni dovrebbero venire a vedere un concerto dell'Orchestra di Padova del Veneto e in generale di musica classica? Ma la musica classica è, come tanti altri aspetti della vita culturale, è una parte del lascito dell'umanità, per cui i più grandi maestri, le persone di più alto ingegno si sono cimentate in quest'arte, e come si leggono i libri, come si va al cinema, si deve venire anche a sentire la musica. Poi ci può essere benissimo anche la musica leggera, la musica jazz, eccetera, però anche la musica classica fa parte di quel grande ambito che è la musica, in cui sono stati espressi dei capolavori dell'umanità, e quindi penso che ognuno che abbia un interesse culturale deve essere a conoscenza di queste composizioni, semplicemente perché è un arricchimento culturale, un arricchimento per l'animo. Tutto qua. Lei maestro come vive adesso che ci saranno meno restrizioni dopo questi 2 anni durissimi del Covid? Sì, è stato ovviamente impegnativo anche per noi musicisti, perché appunto le sale erano vuote, ci siamo destreggiati facendo concerti in streaming. Certo che la presenza del pubblico come stasera è tutta un'altra cosa, perché il musicista sente appunto la presenza del pubblico, interagisce e è motivato a dare di più. Il freddo concerto via web certo è un surrogato che può andare bene in tempi di crisi come sono stati, però non può continuare per molto tempo. Insomma, l'essenziale è comunicare con la gente direttamente.